risponde. Mi sembrano due scemi così. Sì, Eccoci. ecco, no, Natalia questa volta devo redarguirla perché non mi ha detto che era l'inizio, no, sto No, scherzando. no. Ben ritrovati. Anzi, ci stavamo parlando noi di una Sto pratica, scherzando, ovviamente. di una pratica che non avevamo avuto tempo di discutere, No, quindi ragazzi, perché dovete sapere che il nostro lavoro è impegnatissimo. Vabbè, dai. No, ma volevo dire ai nostri Certo. ascoltatori, noi veniamo qui con molto piacere, ma sempre facendo un po' di corse perché Dai, che certo. sappiamo che in ufficio lasciamo un sacco Microfono. di pratiche, di cose, eccetera. Vedi, Quindi oggi mi mi volevano fare a tutti i costi cominciare puntuale, ma io non ce la faccio. Non ho il microfono, non ho No, il le microfono cuffie è tutto lì, è giuste. tutto lì, è tutto lì. Adesso, perfetto, va bene, ben ritrovati allora. Proprio per questo motivo, proprio perché per Sì. noi è importante venire qui, ma appunto per noi è uno sforzo nel senso del vero senso della parola del termine, cioè di tempo. Noi appunto vogliamo dedicarvelo il più possibile, nonostante siamo appunto così impegnati. Ci teniamo che voi chiamiate, soprattutto l'avvocato Leonardi vuole sentire le vostre Vedrai che notizie. arriveranno sicuro oggi le Vuole telefonate, sentire le vostri casi. perché sono sicuro Giusto, che Max? l'altra volta, tra l'altro, sono arrivate 2 telefonate di Appunto, domande sono intelligentissime che state sono arrivate, molto, molto utili. e quindi Quindi oggi allo incalziamo. 029294 7222, 029294 7222, vero Massimo? Assolutamente Possono sì. scrivere anche su WhatsApp WhatsApp al 340 6709 9659. Ok, Quindi 9659. poi comunque c'è Natalia che ci veicolerà i messaggi qualora vogliate scrivere. Però insomma telefonate, dai, c'è questa occasione che avete. Esatto, c'è un'occasione di un'ora che direi Gratuita, che dove potete chiederci qualsiasi cosa, quindi infatti, che riguarda appunto l'ambito giuridico. Esatto. Noi già la scorsa settimana abbiamo parlato di quello che sarà imminente, fra un paio di mesi, referendum che riguarderà appunto la riforma della giustizia. Esattamente, per chi magari non ne fosse ancora a conoscenza, vorrei che l'avvocato Leonardi ci Sì. illustrasse quelle Io che credo dovrebbero che essere sì. i quesiti, Allora, no? diciamo che dobbiamo dare anche una funzione per i sì e per i no. Dobbiamo dare le 2, ovviamente poi noi diciamo anche la nostra dal punto di vista soggettivo, la Sì, nostra, però entrambe le diciamo parti. le 2 posizioni dove stanno. Ovviamente il sì è proposto dal governo, è un referendum innanzitutto, diciamo così, confermativo, ovvero non si dovrà raggiungere il quorum, cioè basta che di un solo voto vinca il sì e automaticamente la riforma passerà. Non verrà toccata la riforma costituzionale con riferimento al capitolo dedicato al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi le ipotesi che venivano dette per i fautori del no, che Certo. automaticamente la magistratura sarà soggetta al potere del governo, è errato, perché la riforma non tocca l'articolo 101 della Costituzione, ovvero l'indipendenza della magistratura è Rimane garantita e ferma, sovrana. garantita. Questo è importante dirlo, ma non è un'opinione, questo è un dato di fatto. Quindi dobbiamo dire, il dato di fatto è che la riforma della magistratura non tocca né la nomina in termini di numeri all'interno della magistratura, ma tocca il sorteggio, cioè tocca, scusate, la metodologia con la quale i consiglieri verranno nominati, ovvero tramite sorteggio, in luogo di adesso, dove invece procedono direttamente all'interno del Consiglio Superiore Qui della Magistratura. cambia la modalità. Cambia la modalità, e quindi il sorteggio dovrebbe garantire, e noi lo crediamo anche, una maggior, diciamo così, chiaramente indipendenza, perché essendoci un sorteggio potranno capitare persone di ogni tipo all'interno di quel numero di consiglieri che spettano, appunto. E questo automaticamente garantirà, secondo i fautori del no, del sì e anche secondo noi, una maggiore indipendenza, Chiaro, ed evitarsi di ulteriori correnti. Poi l'ulteriore elemento forte della riforma è l'istituzione dell'Alta Corte, che garantirà appunto in caso di errori o comunque di inefficienze da parte del Consiglio Superiore dei Magistrati, che ci siano appunto un procedimento disciplinare. Si apra, come succede a noi, qualora ci siano delle infrazioni, i magistrati verranno giudicati da questa Alta Corte, che deciderà se sono state fatte delle infrazioni oppure no. Questo è un altro elemento importantissimo, perché evidentemente adesso tutti i procedimenti disciplinari dei magistrati vengono tutti archiviati, perché sono gli stessi magistrati che decidono, e automaticamente molto spesso Ci vuole un po' di più di neutralità. ci vuole un po' più di neutralità. E poi chiaramente l'apice della riforma è la separazione delle carriere tra pubblico ministero, e ovviamente il punto primo che io ho detto per ultimo, ma è il punto focale, primo, la separazione delle carriere finalmente tra
perché dovete sapere, signori cittadini, Ma scusami ascoltatori. Massimo, però molti non sanno neanche la differenza tra, ma perché Glielo diciamo. tra PM Glielo diciamo e subito. magistrato. Sì, pensate, per fare un esempio, allo stato attuale le 2 carriere sono equiparate, sia in termini salariali, ma anche a livello di carriera. Ed è abbastanza strana questa cosa, perché uno, il pubblico ministero indaga, quindi è Esatto. l'organo inquirente, deve automaticamente portare in luce le prove a favore appunto dell'accusa nei confronti dell'imputato, e il Nei giudice è procedimenti quello che penali. giudica, e sono colleghi. Questo è una discrasia, perché noi avvocati, come diceva l'altro giorno un collega, caro Massimo, noi quando andiamo a casa a pausa pranzo, andiamo a mangiare e poi torniamo nel nostro ufficio. Non Certo. andiamo nell'ufficio vicino a quello del giudice. I pubblici ministeri sono nello stesso ufficio, o comunque nello stesso palazzo, nello stesso piano, dove siedono i giudici E che poi non, vanno a e decidere. secondo noi non, Secondo noi non è non è corretto, non è corretto, ma corretto. non mi sembra che sia una cosa di talmente Certo. strano quello che si richiede, che ci sia No. una separazione tra quello che è l'organo appunto inquirente e l'organo giudicante. Questa riforma garantirà questo, e noi riteniamo che Esatto. sia qualcosa di positivo, non di certo negativo, perché Che migliorerà garantisce la miglior qualità neutralità. sia delle pronunce e sia aumenterà la neutralità. Certo. Ovviamente i fautori del no sono quelli che credono che la situazione vada bene allo stato attuale, quindi secondo loro la magistratura va bene, il sistema giudiziario funziona bene, non ci sono secondo loro correnti politiche, perché questo è anche l'intento della riforma, e insomma in sintesi, diciamo così, ci sono le 2 posizioni. Le Poi 2 ovviamente c'è ancora fazioni. tantissimo tempo, pensa che a marzo, siamo già Per adesso a studiare i quesiti e capire che cosa No, effettivamente se qualcuno volesse fare si vuole. domande tecniche sul Consiglio Esatto. Superiore della Magistratura o Che su come cos'è, viene che cosa nominato, giudica, su come eccetera, viene eccetera, come nominato viene e tutto, nominato, cosa possiamo prevede la Costituzione. possiamo fare anche un rinfresco, lo facciamo Sì, volentieri, sì, perché la nostra sono nostri studi anche di diritto. No, esatto. assolutamente sì, facciamo appunto, vi illustriamo eventualmente anche dal punto di vista tecnico, però sì, la nostra opinione l'avrete capita, ecco. Certo, ma voglio Che io dire, condivido quello che dice il collega, ma noi quindi siamo anche assolutamente orgogliosi di esprimere la nostra opinione, perché sentiamo anche tanti in generale che si celano dietro, ma perché ognuno è libero no, di beh cioè certo, voglio dire, beh, sembra ci che sia mancherebbe. sembra che per forza noi professionisti dobbiamo celare la nostra volontà, il nostro, ma No, siamo perché no, indipendenti, diciamo quello infatti. che pensiamo, nel massimo rispetto Assolutamente. anche di chi deciderà di votare di no, Ah per l'amor di Dio, certo. cioè non è che Può però avere le sue ragioni, ecco. Noi chiara chiaramente al nostro diamo delle ragioni alla nostra assolutamente diciamo sì. idea, decisione. Sì, Quindi certo. secondo noi cioè ha senso così. Quindi mi raccomando andate a votare, perché secondo me comunque a prescindere dal sì o dal no è molto importante. E quindi ecco, C'è una c'è telefonata, una vedi? telefonata, Vedi? bravo Massimo. Buonasera, con chi Buonasera, con chi parliamo? parliamo? Buonasera, sono Anna da Como. Sì, signora Anna, mi dica. Io chiamo per questo, vi sto ascoltando Sì? e vi ringrazio della spiegazione che state dando. Sì. E riflettevo su questa cosa. Sì. I magistrati che dicono che sono contrari a questa riforma Sì. mentono sapendo di mentire. E mi sono fatta questa domanda: ma io come posso fidarmi di gente così? Cioè, io se vado in mano con una causa, qualcosa, a uno che sa che quello che sta dicendo per portare avanti le ragioni del no sono tutte menzogne, perché lo sanno. Io li ascolto quando i giornalisti fanno delle domande e loro dicono le motivazioni del no. Sono totalmente sconnesse alla domanda. Certo. E mi chiedo, ma perché i giornalisti non li interrompono e gli chiedono una spiegazione più approfondita? Perché È tutto chiaro, signora. Adesso Grazie le rispondiamo, ma dell'intervento. le devo dare però buone notizie su questo. Adesso stia a ascoltare quello che le dirò. Buonasera, grazie. Dobbiamo dirle, intanto grazie per la telefonata, dobbiamo dire, signora, però che non tutti i magistrati voteranno no. No, Perché infatti. guardate che io che seguo tanti social, c'è il comitato per il sì, dove è stato già conclamato che all'interno della ANM, Associazione Nazionale dei Magistrati, c'è un collega valorosissimo, magistrato di cui non ricordo il nome, ma ha fatto un intervento meraviglioso, dove ha detto, dobbiamo dirlo, che non è che tutti i magistrati voteranno no. Ma no, Ci sono certo. tantissimi magistrati che voteranno sì, e dobbiamo anche dirlo, come all'interno di ogni categoria ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi, ma personalmente le posso dire, signora, perché è giusto essere anche trasparenti, che ci sono dei magistrati che sono bravissimi. Sono convinta che anche E la le faccio un nostra esempio, amica e le faccio un esempio. Oggi abbiamo fatto un'udienza, io e l'avvocato Collovati, perché bisogna andare nel pratico, nel tribunale di Sassari, ma pensate, ha accolto la nostra istanza affinché l'udienza venisse svolta telematicamente, e già questa cosa non è scontata. Abbiamo presentato, ci siamo collegati, c'era un magistrato
prima volta che lo vedo, mi è sembrato giovane, Molto giovane, giovane, sveglio. preparato, sveglio e che voleva la verità. Noi stavamo difendendo questo pensionato. Quindi questo bisogna essere molto Ma ci sono certo. magistrati bravissimi, ci sono avvocati No, bravissimi. anche perché se passa il messaggio che le udienze sono ormai le questo cause sono lunghissime, no, dobbiamo anche gli essere avvocati rischiano di farvi sbagliare, cioè non deve passare questo ma poi soprattutto non messaggio. deve passare il concetto che la magistratura O che la no, magistratura non anche perché non ci sentiamo di dirlo. No. Qua andiamo al di sopra, andiamo alle nomine del CSM, Assolutamente. quindi è una cosa di più alto rispetto alla magistratura ordinaria che non cambierà. C'è un Esatto. concorso difficilissimo, sono preparatissimi, questo è Devono dipende. superarlo, che già è Chiaro, difficile. hanno queste idee a volte, le correnti politiche ci sono, ma questa riforma va apposta a cercare di mettere un freno a questo. Assolutamente. Quindi siamo convinti che Che sia possa essere. positiva. Secondo me anche la nostra, mi permetto di dire, la nostra carissima amica, insomma, che è Sì. intervenuta in questa sede, anche la dottoressa Matone, Ah, vero! sarà sicuramente, La penso, dottoressa Matone, dalla nostra parte, visto che ne avevamo la dottoressa parlato Matone ha fatto un anche intervento all'inizio, siamo stati forse i esatto, a primi noi, settembre, quando che ancora non era in quando non era in calendario. calendario, abbiamo già fatto questa puntata, la dottoressa Esatto. Matone è Che straordinaria, salutiamo. è stata straordinaria, ha spiegato lei, perché è stato un magistrato, i Assolutamente. suoi problemi Lei che è un esempio di che ha magistrato, avuto appunto. di appunto influenze che le venivano date, Certo. ma questo fa parte del gioco. Insomma, Assolutamente. non dobbiamo mai comunque perdere le speranze di una giustizia che sia giusta ed equa. No, anche perché noi lavoriamo appunto nel Certo. settore e vi diciamo che effettivamente, nonostante tutte, come dire, Certo. le malagestio anche degli enti pubblici, perché noi appunto lavoriamo specialmente avverso agli enti pubblici, notiamo che comunque grazie allo strumento della legge, cioè grazie appunto agli strumenti giuridici, riusciamo a far valere poi le ragioni del Io nostro capisco il cittadino, cliente perché pensionato. poi sai Celeste, dobbiamo anche dire questo, Mh. le notizie, le sentenze rispetto a prima hanno una portata molto più ampia in termini di media, vanno sui social. Certo, beh, Prima, ormai e quindi a volte anche i giornali sono un po' birichini a volte, perché Birichini. sì, perché mettono delle sai, quando dici assoluzione, sai, il cittadino normale dice, ma la invece poi la vai a vedere. Beh, un tempo non c'era tutto questo clamore. Bisogna essere Adesso molto, non si può andare a sì. fare queste cose qua. No, Quando c'è una sentenza non si può dire assolto, bisogna analizzare le motivazioni, spesse volte i titoli diciamo così, inducono il cittadino a rispondere come la signora. Dico, la giustizia non è sempre così. Bisogna leggere, bisogna documentarsi, bisogna leggere la sentenza e le motivazioni. Dopodiché ci si può esprimere. Una volta che si sa come, cioè, insomma, quelle che sono le argomentazioni. Ci sono delle pronunce ovviamente che lasciano perplessi, perché l'altro giorno sentivo l'intervista di Lele Mora, che penso che voi tutti conoscete. Il signor Lele Mora si è fatto 450 giorni di carcere. Ecco, scusate, io questo qua tolgo il cappello da avvocato, lo metto da cittadino. Uno che dice 450 giorni, uno come Lele Mora, che va bene, avrà fatto pure qualche reato. Più di un anno. Sì, ma più di un anno per uno che ha fatto qualche reato, ma non li fa neanche, che ammazza o che ruba e quant'altro. Certo che un po' di dubbi ti vengono da questo punto di vista, ma è un discorso molto questo, non tecnico. Certo. No, noi ci vogliamo attenere poi a aspetti tecnici. Bene, dai, abbiamo fatto questa piccola introduzione, ma proprio per questo, non vi dovete scoraggiare, diciamo, delle ingiustizie della giustizia, scusate il gioco di parole. In realtà la giustizia sa essere, attraverso gli strumenti legali, molto corretta, e noi in questa sede vi portiamo degli esempi concreti, in base alla nostra esperienza, di appunto l'utilizzo da parte nostra di strumenti giuridici, ricorsi amministrativi, ricorsi, come abbiamo detto stamattina, ricorsi giudiziali, che vi consentono di ottenere quello che vi spetta. Certo, se poi avete paura di giungere dall'avvocato perché dovete spendere dei soldi, perché comunque avete timore del giudice e dei tribunali, è chiaro che lì, a mio avviso, vi precludete la possibilità volevo dire, cioè, se possiamo raccontare il caso di oggi. Invece di vincere. Il Che è caso di oggi è un esempio esempio lampante contro l'inefficienza della pubblica amministrazione. Anche dire, puoi raccontarlo, cioè se tu poi... Sì, perché in questo caso un signore si è rivolto a noi dopo svariati solleciti ed anni in cui versava nella stessa situazione, cioè questo signore per anni ha lavorato in un comune, non dico quindi che un dipendente pubblico, accentualo dipendente come pubblico, non no, dico quale non diciamo comune, niente, ma dico che è un comune dove lui ha proprio svolto anche un ruolo apicale nell'amministrazione, eccetera, anni e anni. Questo comune, una volta che lui ha chiesto la pensione, quindi insomma si è congedato dal lavoro, sì, l'ha pagato fino alla fine, ma non gli ha versato il trattamento di fine servizio, perché ricordate bene, si chiama TFS per i però per far dipendenti capire agli pubblici. ascoltatori. Certo, il trattamento di fine rapporto. Esatto.
che normalmente che per i dipendenti pubblici è un po' più lunga la procedura, però qua si sta parlando di 6 anni, 7 anni, stiamo parlando di prima del Covid, capite che è una vita fa. Il signore in buona fede, speranzoso, ha mandato anche delle mail, delle PEC e il comune ha, come dire, passato la palla, ha detto che appunto era responsabile l'INPS perché era No, stato ma versato non tutto soltanto all'INPS. questo, Non solo, e che non sapeva di preciso il ma non conteggio solo, ma anche che avrebbe solo, demandato che il avrebbe conteggio a un a una ditta esterna, dato che non sapeva il calcolo preciso. Questa ditta esterna sono mesi che deve fare perché un poi non si sa calcolo. neanche chi è. Sono almeno forse 3 Sì, mesi che okay. stiamo parlando da prima di Esatto, Natale. esatto. Quindi noi siamo stati costretti a intervenire dapprima sempre con delle lettere, perché appunto si parte con una soft, diciamo, con delle Sì, lettere, sì. per poi dover giungere, e vi assicuro che non sempre ci fa piacere, avanti al tribunale utilizzando uno strumento di cui parliamo spesso in questa sede, che è il procedimento cautelare, che è molto Sì. veloce e qui ritenevamo ci fossero gli estremi, per poter appunto, infatti hanno fissato l'udienza in 1 mese, subito l'hanno fissata in 1 mese e mezzo, per poter appunto far valere i suoi diritti. Adesso sembra che, insomma, il giudice stesso ha chiesto dei tempi Sì, al assolutamente, comune ma e quello che ha all'INPS. fatto piacere oggi che il giudice era molto interessato a Assolutamente. quando il comune, perché si è costituito per il tramite dell'avvocato Valoroso, che ha avuto coraggio per prendere una difesa Sì. davvero tirata un po' per i Beh sì. capelli, ha ammesso davanti al giudice e Sì. io non lo so, i Che non era conteggi stato non li so, insomma una regolarizzato, serie di cose che sinceramente, quello che abbiamo rimarcato davanti al giudice, che la pubblica amministrazione risponda così non a un cittadino solamente, anche uno che ha prestato servizio da loro, è davvero per anni e anni, preoccupante. Io ho almeno usato 30 quest'aggettivo, anni lui. io ho usato quest'aggettivo Sì. preoccupante. Però vedi, esiste lo strumento, E esiste la devo dire legge. che la nostra azione, mi sento di dire che da questo punto di vista è stata fatta Sta non solo per lui, ma sta credo anche per funzionando, molta certo. gente, perché Che magari si trova nella stessa situazione e devo dire che secondo me, cioè poi chiaro, non vogliamo mai sbilanciarci troppo, però l'udienza di oggi è andata bene, sì, perché comunque ha capito il ha capito, ci giudice è dato un che termine effettivamente ci vuole tempestività e quindi loro saranno costretti a dirci quando quando e quando quanto. e Perché quanto poi per questo giustamente la cosa signore. importante è che non andiamo ancora a esaminare il quantum, ma noi dobbiamo ottenere una prestazione, quindi è diverso. Esatto, Nella nostra domanda è stata nel imporre, di costringere l'INPS e il comune a erogare questi benedetti quattrini a questo povero Certo. signore che ha lavorato in modo Che ha lavorato dignitoso e per 30 valoroso per anni 30 anni. almeno, cioè capite che No, ma 30 anni è ragazzi, una vita, cosa uno incredibile. dedica una vita al lavoro per poi per quello che diciamo, esistono gli strumenti per poter ricorrere o comunque Certo, insomma farsi valere, ma potremmo certo. raccontare tanti E casi, questo signore è anziano, ci avanti ha agli contattato. enti pubblici. Questo signore attraverso tra l'altro gli strumenti online, videochiamate, quindi mi rivolgo anche a tutti quelli che non sono di Milano, eccetera, noi assolutamente attraverso le videochiamate e poi con i procedimenti ormai Certo, online di Teams, tutto. eccetera, riusciamo anche a fare udienze Con in online. questo caso ci deve essere un grande risparmio di costi, Un perché grande non siamo risparmio di andati costi perché non ovviamente ci sono in le trasferta. spese di trasferta, certo, e quindi insomma secondo me si può tutto. Certo, rivolgendoti a un avvocato siete più sicuri, ecco, chiaramente è la nostra materia, perché noi appunto facciamo anche lavoro, previdenza. E quindi cioè, quello che mi consiglio di dire è che di non scoraggiarvi quando anche ricevete, lo diciamo sempre in questa sede, e vogliamo almeno ancora per questa volta, battere il chiodo, visto che vediamo che ci sono troppi ormai provvedimenti Certo, dell'INPS confusi, errati, a nostro avviso, illeciti, illegittimi, poco motivati. certo. Questo vale sia per, diciamo, le pensioni, sia per le prestazioni assistenziali, che tu ben sai Massimo essere le invalidità, gli Mh. accompagnamenti. Ne stiamo Anche vedendo lì tante. notiamo Mh. che persone, cioè anche per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, cioè vi faccio un esempio, ci sono persone sordomute. Mh-mh. Cioè secondo voi un muto è in grado di lavorare? Cioè è una domanda che vi faccio, visto che non parla e ha bisogno anche di un interprete del linguaggio dei segni, eccetera. Non vengono riconosciuti gli assegni di Sì. invalidità O a anche fronte di un riconoscimento di invalidità oppure per 100%. giunta Celeste vengono dati e poi tolti, che è peggio O ancora vengono forse. dati, poi richiesti indietro, perché Cioè, attenzione, noi lo diciamo sempre ai nostri eh, clienti, attenzione al cumulo, eh. perché a volte poi può anche essere che il cumulo tra un reddito e una pensione superi, Però, Celeste, quello che diciamo, voglio dire è che l'importo gli stabilito. atti, noi possiamo dirlo, forse siamo gli unici a Milano che davvero
impugnano così nel dettaglio. Li Sì. stiamo vedendo tutti uguali, cioè non sono motivati nei No, conteggi. la Quindi maggior cioè, parte e no. questo mi piace dirlo, io lo so, lo sa, il Certo. collega Celeste lo sa, noi non siamo assolutamente propensi a dire di sempre di sì. No, Se beh, il termine fa certo. ricorso, ma qua diciamo di sì sistematicamente, perché gli atti sono tutti uguali, non sono motivati, sono ovviamente in spregio di tutti i principi che impone la pubblica amministrazione di essere trasparente, e quindi dovete impugnarli. Perché non è Ma poi possibile rinunciare, scusami, poi sì, chiudo, sì. a dei 300-400 euro sulla pensione a vita. Di chi Perché, vive ma peraltro poi solo di questo a vita, anche. cioè non è che dici Appunto, hai quindi è un 85 anni, è infatti gente il di valore è 50, indeterminabile secondo me. è gente che ha 50 anni, 55, Certo, anche invalido, anche 60. se quindi giovanissimi. E uno toglie la pensione 400-500 euro a uno che magari prende 1000, ma vuol dire ammazzarlo di fatto. Poi, quello che dico è che se la motivazione da parte dell'INPS non è così chiara, è chiaro che, loro si rivolgono agli avvocati e noi perché conosciamo la legge, eccetera, però non è mai così No. facile. Cioè, per loro non avere la motivazione, come si fa poi? Perché poi all'interno dei provvedimenti dell'INPS avrete letto che c'è la possibilità entro un tot di tempo di fare ricorso. Ma scusate, ma uno come fa ricorso senza sapere qual è la vera motivazione, no, sottesa a questa richiesta dell'INPS? Siccome sono sempre appunto motivazioni molto, generiche, cioè è ovvio che poi vi dovete rivolgere all'avvocato e anche per noi comunque non è così semplice, perché comunque, appunto prima dobbiamo capire qual è la motivazione. Tante volte ci siamo trovati a mandare delle PEC, delle diffide, Assolutamente. anzitutto per capire la motivazione. Poi impugniamo, facciamo ricorso, oltretutto state attenti che ci sono anche dei termini, Termini. quindi tempestività anche Non in questo buttate le caso. raccomandate, Non il buttate le talloncino, ricevute, se le avete ricevute è cartacciamente, perché quello fa fede per poter fondamentale. fare il ricorso. Quindi io dico una cosa, perché c'è capitato anche di vedere invece persone che un po' spaventate abbiano Subito, riconosciuto il certo. proprio debito e abbiano pagato. Non fate questo Quello, errore. Andate a verificare se il provvedimento è effettivamente al legittimo minimo o meno. passaggio fatelo con Perché per esempio di certo. recente ne abbiamo visto una persona che a me è rimasta qua, ma più che altro per lei, mica per me, perché si trattava di un debito grosso, 20-30 mila euro, perché un'associazione a cui si era rivolta le ha detto: "No, paghi, la Sì, sì, prego sì, paghi, perché se no qua lei va terrore nei guai". psicologico. Cioè capisce che c'è sempre tempo, magari uno va dall'avvocato, si informa, poi Certo. una settimana successiva paga. Però visto che ne abbiamo viste tante, vi suggeriamo, vi consigliamo di avere un minimo prima di prestare un minimo di attenzione, proprio perché si può appunto esiste lo strumento del ricorso amministrativo. Sì. Attenzione, non c'è il ricorso solo ricorso amministrativo, c'è anche l'istanza di riesame, qualora per essere rimessi in termini. Quindi io consiglio sempre di andare entro i 30 giorni, andare abbastanza subito dall'avvocato. Banalmente la ricevete oggi la lettera, domani chiamate un avvocato, possibilmente esperto di previdenza, e la settimana successiva recatevi da lui o da lei. Se invece volete attendere, sì, c'è lo strumento del riesame, ma vi faccio proprio una distinzione procedurale, ma secondo me la tempestività assolutamente paga anche nei confronti dell'INPS e del giudice eventualmente. Appunto il ricorso giudiziale, cioè la fase giudiziale, è una fase che noi prendiamo in considerazione solo in un momento successivo, qualora appunto ci rigettino il ricorso, perché capita anche a noi ovviamente, è chiaro che deve avere delle valide motivazioni di rigetto, allora in quel caso c'è, come dico io, l'ultima spiaggia, cioè la possibilità di ricorrere al giudice del lavoro, perché ricordiamo che il procedimento è del lavoro, e, in quel caso appunto si segue il rito lavoro, che comunque è un rito molto, molto facile, molto veloce, valgono le stesse regole che valgono normalmente per gli altri procedimenti, però tutto si, deve diciamo allegare e indicare in prima udienza e nel primo ricorso, Sì, che è è ecco, la cosa importantissimo. I positiva, Celeste, come dicevi tu, testimoni, le è un prove. procedimento che a me piace tanto da questo punto di vista, perché è snello, Sì, vale pratico, sì. veloce, si evitano lungaggini che non ne possiamo più Mh. di 'ste memorie, dici: "Basta, vabbè, questa riforma Cartabia doveva semplificare, non ha Bisogna ridurre, bisogna bisogna ridurre. ridurre", poi vengono a Perché dire posso capire che uno se no non ma abbia dai. anche la voglia di Ma fare certo, ma una scusate, poi causa. dipende come sempre Mh. dal valore della causa, Vabbè, perché ci sono certo. cause, quelle milionarie, che giustamente necessitano, ma queste cause pronte risolutive, cartacee, Certo. o comunque documentali, Documentali. scusami, sai anche tu, cioè Documentali. non c'è bisogno di scrivere, cioè No. nell'atto introduttivo già si È introducono tutto
tutto introdotto lì, anche la possibilità di sentire dei testimoni. Bravissima. E direi che tutto in un atto viene E poi il giudice può svolto immediatamente accettare o Ma infatti parliamoci chiaro, diamo 2 numeri. Noi in massimo, ma neanche un anno, noi chiudiamo quello più abbastanza tutte le complesso che udie tuttora è in carica col CTU, se c'è il CTU che è il contabile, non è diciamo, che passato deve ancora fare un dei anno. conteggi, allora lì può passare magari un anno e Ma non è qualcosa. ancora passato, Però neanche i famosi avvocato è dal 2016 che sono in causa, no. cioè scordateveli, No, forse in altre materie. sul lavoro e previdenziale no, Esatto, in particolare previdenziale, parliamo di previdenziale, il lavoro è già un po' No, ma infatti noi siamo da questo punto di vista agevolati, poi sì, su altre cause magari c'è proprio perché c'è il CT, ci sono delle perizie. E poi l'ulteriore elemento, cioè, è che il previdenziale e il lavoro spingono molto sul discorso udienza telematica, che per noi va bene, tranne l'escursione dei testi che giustamente convocati, ma quelle fasi che sono delle mere perdite di tempo quando viene in tribunale perché c'è rinvio sistematico, è inutile andare là, ma cosa sì, anche perché poi anche la parte magari non abita abita fuori Milano o fuori, insomma, quindi poi rischi anche di doversi prendere un giorno di lavoro, un permesso, eccetera. Invece anche oggi la persona tranquillamente può collegarsi, o in realtà non è obbligatorio che venga in prima udienza, l'importante è che ci siano gli avvocati. Quindi anche questo sicuramente il processo telematico ha aiutato, ecco. Se ne risparmi e noi possiamo lavorare in tutta Italia, peraltro, perché appunto la Sardegna ci divide il mare. Però anche lì dovete avere degli avvocati un po' informatizzati, perché se noi non avessimo introdotto digitalizzati, come noi siamo digitalizzati, l'abbiamo richiesto noi, ovviamente. Certo, se io nel ricorso l'ho scritto grosso a 4 pagine, ho scritto sì, perché per noi è una condizione. A scanso di equivoci. Il signore aveva 70 anni, mica gli facciamo spendere i soldi per andare no, infatti, poi sta al buon avvocato darvi anche il giudice che è intelligente. Tra l'altro, Massimo, la procedura che abbiamo utilizzato in questo caso si poteva, ci devono essere requisiti, era abbastanza economica. Torniamo tra poco, pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci tornati in onda, l'avvocato risponde, dall'avvocato Collovati e l'avvocato Leonardi. Allora, ridò il numero, così se volete in questa mezz'ora chiamare, a noi fa molto molto piacere. Sapete che non dovete farvi problemi, raccontateci il vostro caso, anche se non riguarda la previdenza, noi ascoltiamo e vi diamo appunto un nostro consiglio. 0292947222 oppure su WhatsApp 340 6709 659. Stavamo appunto parlando degli strumenti che abbiamo a disposizione per, diciamo, contro l'inerzia in generale della pubblica amministrazione.
Preciso che noi ci occupiamo di cause contro INPS, ma non solo, cioè INPS è Sì, perché appunto sembra che l'ente nazionale, poi in realtà no, nel Sì, sì, senso che poi ci giusto. sono anche le casse private, Mh, come tu ben sai, giusto. a volte può succedere che anche una cassa di professionisti privati, quale può essere La nostra. appunto, anche, o comunque biologi, casse geometri, casse insomma di tutti quelli che sono i professionisti, può, commettere anche in quel caso degli errori o magari insomma, emettere delle I cartelle magari che non provvedimenti. sono dei provvedimenti, delle cartelle che magari invece non sono legittimi, quindi anche in quel caso mi raccomando siate veloci e tempestivi a far valutare la cartella e, il provvedimento e a farvi poi assistere da un avvocato. Ma come sempre dico in questa sede e lo ribadisco, tanto poi nelle puntate successive cambieremo anche argomenti, ma oggi mi piace martellare Max, Sì, come dice, martellare. su anche quelli che sono appunto gli strumenti a disposizione contro, diciamo, le inerzie. Per esempio, tra le varie enti c'è anche l'Agenzia delle Entrate. Assolutamente. Con l'Agenzia delle Entrate ci sono anche lì dei ricorsi, no, che tu fai. Adesso mi Certo. rivolgo a te perché Sì. quelli sono più Sì, sì, materia sì, sì, tua. fiscali, Quindi fiscali, perché anche in quel Ma caso allora, innanzitutto che qua magari bisogna coinvolgono più sì, allora aziende innanzitutto anche, bisogna essere molto, giusto? molto allora devi sapere che innanzitutto qua stiamo parlando di una giurisdizione diversa, perché tutto quello che è Assolutamente. fiscale, tributario, la Commissione. competenza scatta alla Corte di l'hanno cambiata. Prima si chiamava Commissione tributaria, si chiama Corte di giustizia, di fatto sono le ex commissioni È tributarie. sempre che si Corte trova di nelle giustizia. città, Sì, giusto? sì, in In ogni ogni ca città. c'è la Corte di giustizia di primo grado che è il primo grado, poi c'è quella regionale dove fa capo, come le corti d'appello nei capoluoghi di Certo, provincia. Quindi a okay. Milano abbiamo la Corte di giustizia di primo grado e quella di secondo grado. Okay. Poi si può appellare in terzo grado sempre in Cassazione, però ovviamente con i limiti dei ricorsi in Cassazione. Quindi Chiaro. questo è una prima differenza Distinzione. fondamentale. E anche nei procedimenti giudiziari, Sì. tributari, i tempi sono molto veloci. Bene, Quindi abbiamo bella delle notizia. tempistiche velocissime, perché anche in questo caso il procedimento è molto compresso. I testi sono pressoché limitati, perché è difficile il test in ambito tributario, e quindi il procedimento di fatto con il primo ricorso tu, dopo la prima udienza di comparizione, vai subito quasi alla trattazione e alla definizione della Perfetto, controversia. quindi veloce. Velocissima, i costi ovviamente anche in questo caso sono nostri parametri, ma sono Noi costi rifacciamo le tariffe. ovviamente da tariffa, ci può essere ovviamente come facciamo noi, poi una success fee che spesso a volte determiniamo ovviamente su un numero che noi In base al in base al valore. valore se dovessimo Certo. magari vincere la causa. Ecco, sì. Questo è importante da dire, no, perché Quindi viene assolutamente. incentivato anche l'avvocato a Ma volevo sapere, cioè, che tipo di cartelle, possiamo trovare Bah, per la classica adire la famosa che sto Corte di facendo io Giustizia? adesso sono i famosi avvisi di accertamento, cioè Ecco, quando sì. l'Agenzia delle Entrate, per esempio quello che ho fatto adesso, che lì sì che mi sono pentito di non aver messo una success fee perché è stato annullato, praticamente questa signora ha ricevuto un avviso di accertamento, questa edicolante di Milano, e gli hanno praticamente disconosciuto il reddito che aveva dichiarato, perché con elementi induttivi che loro sono riusciti a costruire hanno, secondo loro, dichiarato gli hanno contestato il reddito che secondo lei era troppo basso rispetto a quanto invece emergeva. Domanda: le indagini quando scattano da parte Ma dell'agenzia, di innanzitutto le solito? indagini di fatto poi non le sono questi elementi che l'Agenzia delle Entrate incrocia con l'anagrafe Cioè tributaria. fanno Tutti automatizzati. I okay. controlli dell'Agenzia delle Entrate iniziali, dove si accende la famosa lampadina sul contribuente, Okay. sono automatizzati. Sempre, quasi sempre. Oppure se è una grande azienda, per esempio i grandi contribuenti, la legge dice che dopo un tot anni devono per forza essere revisionati dall'Agenzia delle Entrate. Però il cittadino normale, come possiamo essere io, te, Sì, il su determinate privato. operazioni che uno fa, magari un bonifico che tu fai da 80.000 €, nella Magari ti anagrafe va tributaria nell'occhio. viene attenzionato. Da Okay. lì, attraverso il loro cervellone, vanno a vedere le dichiarazioni dei redditi, vanno a vedere la famosa ISEE, ovvero l'indicatore Certo. che tu hai, che determina la validità del contribuente in termini numerici, Certo. e in base a quello decidono di andarti a controllare. Dopodiché ti chiedono una serie di elementi, di Chiaro, di fatture. provare Mi una serie porta di queste fatture, mi dice di quindi in questo documenti, caso sì. ovviamente l'assistenza deve essere da parte di un Eh avvocato o di beh un sì, commercialista. certo, anche perché da subito così sai dove Sono mettere le mani, come si esatto, suol dire, anche e lì come il ragionamento difenderti. rispetto all'INPS è uguale, cioè una mossa sbagliata nella fase preliminare Può essere fatale, ti sì. può tra virgolette far Lo sotterrare. diciamo sempre, il riconoscimento di debito già vi dà non vi dà più la possibilità di fare ricorso, perché badate bene che
riconoscere il debito attraverso i moduli che vi danno magari le associazioni o l'INPS stesso e fare un ricorso sono 2 atti assolutamente in contraddizio cioè Certo, ovviamente in certo, contrasto. certo, Cioè l'uno è il contrasto dell'altro. Riconosci il debito però: "Ah no, voglio oppormi, fare ricorso". certo. C'è successo, c'è capitato anche questo, quindi è per quello che anche di fronte a cartelle, oltre che INPS, dell'agenzia, Sì, assolutamente rivolgetevi a un esperto per poter capire se sono, appunto impugnabili, anche lì con dei termini diversi da quelli dell'INPS, però lo stesso perentori, in modo tale che non perdete il vostro diritto, mi raccomando, né dal punto di vista di prescrizione, né dal punto di vista del merito, cioè quindi del contenuto. E poi devo dire che io, lavorando con Massimo, spesso non la conoscevo bene sì, l'Agenzia delle Entrate e le loro sì, sì, procedure. sì. Ho notato che effettivamente mi sembra anche molto, come dire, ben disposta rispetto magari a quello che può essere l'INPS, non per avercela con l'INPS, però sono persone funzionaria che cercano sempre anche un po' di venire incontro spesso al Sì, al beh, allora cittadino diciamo che attraverso piani di rientro molto sì, dilazionati, ma giusto, sì, rispondono sì, sì, comunque no, alle la cosa PEC, c'è fondamentale un po' sì, sì. più di Sì, sì, no, no, ma organizzazione. certo. Questa è una Sì, mia sì, sì, no, no, ma è opinione. certo, innanzitutto Hai lì notato? sì, ma è così, cioè è giusto, nel senso che Mh, l'Agenzia delle Entrate ha un canale, dove, esatto, ovviamente, in termini di trasparenza dà 10-0 all'INPS, possiamo dirlo assolutamente tranquillamente. sì. Cioè, l'Agenzia delle Entrate ha un proprio funzionario responsabile, ha un proprio, responsabile del contenzioso dell'area contenzioso, ci sono i telefoni, ci sono le mail, rispondono, sai con chi parli, cioè è Sì, un'altra diciamo che roba. dall'altra Cioè, parte hai un no, beh, referente io anche in questa termini nome e ma certo, cognome. questa vicenda stragiudiziale che ho chiuso, quando ho presentato il ricorso a Mh, 0, cioè questi qua contestavano 70.000 €, abbiamo chiuso a 0, perché sì, c'è stata tutta questa, passaggio informale tra me e l'avvocato dell'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle okay. Entrate a sua volta ha l'avvocato all'interno, nel team legale, che è un collega come noi, che non è iscritto all'albo, ma, diciamo Però è è collega comunque un dell'INPS, avvocato, certo. dell'Agenzia delle Entrate, con le quali tu praticamente fai questo tentativo di conciliazione. Ma all'INPS Ecco, questo non bravo, puoi volevo appunto all'INPS parlare questo di non puoi questo. farlo, non hai neanche un No, numero di l'abbiamo telefono, non hai una notato che mail, cioè ma diciamo di che sono più refrattari una a follia, cioè. come noi siamo andati anche personalmente, abbiamo conosciuto anche dei funzionari, cioè dei direttori di filiale, però diciamo che sono un po' più restii a, accogliere la persona, nonché addirittura l'avvocato e a dare delle spiegazioni precise. Noi poi chiaramente queste spiegazioni, altro monito che vi faccio, le chiediamo sempre per iscritto, Mh. perché andare lì molti ci dicono: "Ho telefonato, sono andato". Ma se non avete nulla di scritto è come non cioè equivale a un nulla, come si dice atto nullo, cioè come se non fosse mai esistito, diceva il mio professore di privato, nullo come se non fosse Tam quam non esse, tam tam quam non esset, inesistente proprio. Quindi in quel caso, cioè piuttosto appunto, se poi dovete anche venire da noi, dall'avvocato, fate piuttosto delle comunicazioni scritte, non so se avete una PEC o comunque attraverso la mail, perlomeno scripta manent, cioè rimangono scritte e quindi, riuscite poi a dare delle testimonianze, delle prove. Quindi questo per quanto riguarda poi ma quindi Massimo, tu che ti occupi anche ci occupiamo insieme, ma in certo, sì, particolare tu, di difendere anche aziende, sì, magari anche ci sono capitati anche dei casi dove, improvvisamente l'INPS sostiene che manca della contribuzione. certo, Allora in certo, quel caso ci sono delle possibilità di, diciamo questo vabbè vale sì, anche per i sì, privati ovviamente che sì, devono arrivare alla pensione. certo. E allora in Ma quel caso allora io dico cosa può sempre, fare ma allora un'impresa? vediamo sempre che Deve aver quando paura e pagare subito? no, "Oddio no, copriamo no, no, l'anno" no, 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 o dico in generale quello che noi vediamo è che, magari c'è poca, in questo caso inventiva da parte di chi assiste le persone con problemi INPS, che stiam parlando dei patronati, ovvero cioè chi alcune fa le istanze le associazioni deve sì. argomentare, cioè se manca qualcosa non è che tu devi pagare e non accendere un dialogo con la pubblica amministrazione. Noi abbiamo suggerito in tanti casi, quando c'è un problema, di scrivere delle PEC. In Si mandano primis, è delle quello che PEC infatti alla dicevo direzione adesso. regionale anche dell'INPS Sì, sì, sì. e si chiede di oppure si, diciamo così, anticipa quello che può essere una soluzione al Poi problema. la Cioè soluzione. manca queste cose, il contribuente vuole, fare così. Questo si chiama Sì, principio di buona fede e di collaborazione dei tra Stato e contribuenti, contribuente. assolutamente. Quindi, perché no? Che Cioè, vale anche per il stessa cosa con pensionato. l'Agenzia delle Entrate. Mh-mh. Quando si innesca una frase, tra virgolette, "interlocutoria", pre-contenziosa, cioè ci si può scrivere, si può mandare i documenti. Cioè non è che
bisogna andare Sì, con l'assistenza di un avvocato meglio, no, ma aggiungo. questo è chiaro, dico, Sì. ma non bisogna avere timore di avanzare anche No. delle istanze che magari potrebbero pensare che fossero irrituali, ma non è vero, cioè si chiede e si domanda. Se uno vuol pagare, vuol mettersi a posto, Assolutamente. lo Stato deve dir di sì. Certo, Cioè questa è abbiamo la visto regola. tanti casi anche, soprattutto io parlo dei privati, in realtà anche le aziende, però abbiamo visto anche tanti casi di, diciamo, persone che purtroppo, in realtà avevano i loro datori di lavoro gli avevano registrato i contributi, cioè li avevano regolarmente versati, scusate, e non erano invece poi stati conteggiati, registrati nel famoso estratto previdenziale. Ecco, in quel caso molti purtroppo sono penalizzati poi dal fatto che non riescono a raggiungere, il numero di contributi, i 20 anni Certo. famosi per avere una pensione. Quindi abbiamo visto persone in difficoltà che si sono appunto poi rivolte a noi e abbiamo dovuto anche in quel caso, mi viene in mente un paio di cause, dove in realtà per far valere il contributo che era stato versato ma non registrato dall'INPS, quindi ci sono in realtà anche errori materiali, si chiamano così, Certo. che però possono appunto a cui si può dare soluzione, a cui si può Assolutamente. ovviare. Chiaramente però anche lì avevamo iniziato un dialogo, diciamo, in via amministrativa, cioè un dialogo stragiudiziale con l'INPS, ma poi siamo dovuti ricorrere alla causa anche lì, solo in chiaramente in Battuta. primo grado e abbiamo fatto solo una prima udienza, anche perché, attenzione, dove sta scritto che poi il procedimento, se si riesce a trovare un accordo o a risolverlo, deve andare a Ma sentenza. va. Ricordatevi anche che, la bravura dell'avvocato è anche quella, cioè di riuscire magari, chiaramente con accordo del giudice, eccetera, a chiudere la vicenda, magari appunto in Termini. una fase, tutto in Certo. un'unica fase, cioè nella prima udienza, come dico io. E l'abbiamo fatto, anche perché questa signora peraltro aveva proprio i giorni contati, nel senso che doveva andare in pensione ad aprile. L'udienza è stata a febbraio, quindi lei è proprio riuscita tempestivamente rivolgendosi Tempestivamente. all'avvocato ad avere La appunto soluzione? sì, i famosi 3 anni di contributi, ti ricordi Massimo? Peraltro riguardavano anche contributi vecchi, quindi non esitate, in realtà si possono recuperare ed erano, se non mi sbaglio, degli anni '90 o forse addirittura anni No, anni '80. '80. Eh no, erano anni io neanche Sì, ero nata, anni certo, '80, certo. figurati. Quindi stiamo parlando di veramente magari, cioè, situazioni in cui una persona si fa prendere dal panico e dice: "Non riuscirò mai a recuperare dei contributi", però se sono stati versati e non registrati, in realtà, Ma certo. si possono assolutamente recuperare. E abbiamo anche altri casi Ma certo. simili che cercheremo Anche appunto un di caso, recuperare. un'alternativa può essere con un'autodichiarazione, questo è O con capitato però l'autodichiarazione, in fase di giudizio. Il giudice, che è molto intelligente, certo. in questo caso ha detto: "Producete un'autodichiarazione dove il Sì, datore di lavoro attesta, dato sono passati tanti anni, i documenti sono stati chiaro, cestinati, non c'è più ma obbligo il di esatto, tenerli. invece con l'autodichiarazione il rappresentante legale della società ha dichiarato, ovviamente sotto responsabilità penale, perché se no, Chiaro, sì. che avevano versato i versamenti e avevano versati, scusate, i contributi. Quindi in questo caso il giudice ha accolto la dichiarazione Quindi della non signora in attesa. disperate, se vi mancano dei contributi la soluzione c'è. Cioè, Come pure anche chi deve andare in pensione, magari ha perso 2 anni di contribuzione, 1 anno, 10 mesi, qualunque sia il periodo di tempo, in realtà poi, ecco, anche lì, mio consiglio, attraverso una verifica previdenziale riesce mh-mh. chiaramente anche lì, tenderei a consigliarvi un consulente di una certa, come dire, preparazione ed esperienza, può andare a recuperare e magari trovare una Certo, soluzione alternativa anche certo. alla pensione, diciamo, vera e propria, quella ordinaria di vecchiaia. Abbiamo visto che chiaramente le persone hanno le più svariate vite e esigenze. C'è chi magari vuole andare anche in pensione anticipata perché Giusto. magari vuole fare un È altro stanco, magari lavoro è o vuole stanco. dedicarsi alla madre malata, Cioè, cioè ce ne sono cer di ovviamente situazioni. Al giorno d'oggi è possibile fare, anche se devo dire nell'ultima legge di bilancio le maglie sono state sì, sì, strette, hanno no, tolto per l'opzione quanto donna, no, riguarda esatto, è stata tolta e la l'opzione 103 donna anche? e la quota La 103, 103. però, diciamo che, quindi sono meno le soluzioni di pensione anticipata, questo per Sì, sì. incentivare, diciamo, a lavorare, però comunque si trovano le soluzioni. Diamo Tra ancora il numero, l'altro Cele, scusami, dai. 029294 ma Di dillo di tu, se le 2 no qua no, io devo essere io allora. 0292947222.
in un quarto Vai, d'ora che vogliamo sì. una telefonata quantomeno, perché siamo partiti bene con subito, perché l'argomento, so perché hanno telefonato, perché l'argomento Vabbè, era l'argomento caldo. della E quindi magistratura ovviamente sappiamo era che caldo. beh, caldo, sai, il canale Radio Libertà è una radio un po' a sfondo politico, quindi è normale Certamente. che Però l'Avvocato risponde è Però un format che da 10 anni, sì, anzi quest'anno certo. abbiamo fatto, o forse addirittura 11 anni quest'anno facciamo, Vedi? quindi voglio Vedi? dire, siamo ormai Alla grande, famosi in famosi. questa sede. Quindi chiamateci 0292 94 7222 e siamo qui apposta per rispondere ai vostri Ecco, volevo dire quesiti. anche un'altra cosa, a proposito di strumenti che poi, ecco, non voglio ridurre tutto al facile, perché No, facile non dai, c'è no, nulla no, nel no. nostro lavoro, però, strumenti diciamo più che vi danno più agevoli, vi danno più, come dire, possibilità di fare ottenere il vostro diritto in maniera più veloce. Noi sappiamo che, la legge ci dà anche lo strumento, vabbè, a parte le mediazioni e negoziazioni assistite, Massimo, ne abbiam fatte anche quelle. Tanto scusami Cosa che perché possiamo ci fare, ha cosa? scritto un nostro cliente proprio adesso su LinkedIn, che ci abbiamo assistito ieri, e m'ha mandato un messaggio di richiesta di Mi amicizia. farebbe Questo per dire piacere. Oh, mi farebbe piacere avere il tuo contatto. Beh, sì, ci fa cioè piacere, nel senso, perché assolutamente. comunque quello che ho detto Sì, prima, abbiamo non conosciuto siamo ieri solo a proposito, un imprenditore professionista che ha svolto certo, svariati ruoli nella sua vita, anche attività molto diverse tra loro, e giustamente cioè, anche lui si cioè non è preoccupava solo della un pensione. rapporto, tra virgolette, Beh, si crea un di consulenza, ma è rapporto un rapporto di anche ma fiducia, certo, ma anche di di business, perché personale magari poi io anche. avrò bisogno di lui per altre Chiaro. cose, cioè noi ragioniamo anche in Intuitu ma personae, come sì, si sì, dice, come certo. dicevano i latini. Comunque, detto ciò, se te ridi, tu non hai fatto il No, io ho classico, fatto lo quindi scientifico, ma lasciami sì, fa tirar giusto, fuori giusto. questi No, beh, latinismi però che non so dove li posso tirar noi li fuori. usiamo ogni tanto nei nostri Qualche ricorsi, volta, perché qualche i volta. ricorsi spesso hanno Sì, anche se devono dei essere anche richiami, snelli, sì, però dei però richiami è bello mh. metterli ogni tanto, perché comunque il latino è una lingua comunque su Sì, a certi parte che l'hai fatto anche tu, sì, perché lo non così scientifico, il però latino, ovviamente vabbè. classico, ragazzi, cioè tosto, Lo so. tosto. Vabbè, comunque, Io detto ciò, tornando a noi, ti dicevo no, ecco, mi hai distratto adesso da cosa sì, che ci sono anche dei procedimenti, vabbè, le sì. negoziazioni, le Che stavi dicendo mediazioni. che sulle negoziazioni Ti qualcosa stavo che dicendo che ci sono anche procedimenti alternativi ai sì, giudizi. certo, certo. Cioè, il concetto che io voglio far passare ai nostri ascoltatori è sempre lo stesso. Di fatto, un buon avvocato, certo, poi subentrano anche tante circostanze, ma Certo. sicuramente vi può anche indirizzare per non necessariamente la causa, cioè: "Ah, no, vengo da noi, no, facciamo No. causa. No, noi non ascolterete mai da noi queste parole." Cioè, chiaro che poi facciamo anche delle cause, ma noi cerchiamo sempre in prima battuta di risolverla con i mezzi stragiudiziali. E un ascoltatore mi potrebbe dire: "Vabbè, son capace anch'io, vabbè, guardo ormai ChatGPT, ormai guardo Google, guardo di qua, guardo di là." No, non è proprio così, perché poi bisogna chiaramente, anche utilizzando questi strumenti, bisogna conoscere la legge, Assolutamente, ma no, ma specialmente la legge e la materia sì, ma previdenziale, che diciamo noi siamo sempre favorevolissimi alla che tecnologia, è la tecnologia non sostituirà mai quella che è la mente no, umana, il ragionamento umano, specialmente di un avvocato. Sento tanti colleghi preoccupati: "Ah, ma non si lavorerà", ma no, son io non sono discorsi piccoli preoccupata, questi posso qua. dirti. Noi siamo open mind, cioè nel Anzi, senso, possiamo utilizzarlo a nostro ma il favore, come business non muore mai, non si può essere limitati nel bello, dire questo è tipo Wall ma sì, ma è Street. vero, cioè è un discorso concettuale del tipo: "Ma l'intelligenza artificiale limiterà", ma non è vero, son tutte No, balle, bisogna son saperla tutte balle. Bisogna utilizzare. saperlo utilizzare, ma non ridurrà assolutamente quello che è le persone intelligenti, lavoreranno meglio di prima, non meggio. La tecnologia va sempre vista, Assolutamente. ovviamente con criterio, ma secondo questi punti di vista. È come quando, interagirono quando avevano messo la fatturazione elettronica e tutti dicevano: "Ah, ma adesso non lavoreremo più", ma non è vero, si sta lavorando Ma uguale, no, meglio, certo, perché le fatture arrivano certo. elettronicamente, E sono senza anche più bisogno che ci sia veloci. le carte, i documenti. Ma scusate, quello che è tecnologico, ma con criterio, deve essere accettato e deve essere contenti tutti, non Anzi, ma io non lo so, come dire, ma rende veramente, ma io più non lo so. veloce i Cioè, procedimenti eh, e i cioè, lavori di tutti, di ecco, sì. tutti, è quello Poi che chiaro, bisogna saperla usare, non eccedere, non sapere il ma modo di certo, poterla ma utilizzare, siamo in un insomma, paese in dico cui anch'io. tutto è difficile, se ci può essere una strada che facilita, ma perché no? O che ti dà uno Ma strumento in perché più, più esatto. moderno, più tutto. Bisogna anche un po' chiaramente adeguarsi a quelle Tornando a che prima, cioè sono giustamente dimmi. volevo fare un cenno sul discorso delle procedure alternative, no, in Ecco, ambito sì, sì. tributario, perché queste qua sono fondamentali e Ecco, sì. non sono ancora partite, perché noi siamo un paese, come ho sempre detto più volte, dove c'è una legge e viene applicata concretamente a distanza di 4, 5, 6 anni dopo. Cioè
questi strumenti ci sono già da 2 o 3 anni, ma arrivano adesso Sì, finalmente, adesso sono perché utilizzati. li stiamo masticando un pochettino. Ovviamente bisogna trovare quelli che lo sanno fare, perché è uno strumento molto delicato. Chiaro. Sto parlando della composizione negoziata della crisi, Ah, sia è vero, d'impresa di che del cui tu te ne consumatore, sì. e poi c'è la procedura, quella top dei top, tra Sì. virgolette, che è la croce tombale a tutti i debiti, che è l'esdebitazione, Sì. cioè è una procedura giudiziale che permette di cancellare definitivamente tutti i debiti che un soggetto ha. Ovviamente per essere accolta necessita di un iter rigorosissimo da parte del giudice. Il giudice deve verificare che il contribuente ha avuto N vicissitudini, si è Certo. separato, ha perso tutto il casino, ha avuto, ha morto, cioè degli eventi straordinari che nella nostra vita purtroppo possono capitare, che hanno generato una crisi per il quale il soggetto non è in grado di far fronte in più ai propri debiti. Con questa procedura e questo ricorso molto complesso da fare, si può Certo. ottenere non una rateizzazione, la cancellazione Addirittura la cancellazione di totale tutti i debiti. dei debiti, se si prova ovviamente che la capacità contributiva non è in grado a far fronte all'esposizione debitoria, cosa Certo. che succede tantissimo, perché noi l'altro giorno è venuto da me una persona e ha un reddito di 1.200 euro, ha debiti per più di 300-400 E mila euro. chiaramente come La fa? domanda che io faccio è: come fa a pagare se non A con pagare e questa? a vivere anche Quindi poi di si innesca conseguenza. questa Per procedura. fortuna esistono dei Si innesca procedimenti, questa la però famosa bisogna conoscerli bene. legge che faceva fronte a una serie di suicidi che ci furono La stati salvo ai suicidi si chiamava qualche anno infatti. fa, Sì, negli sì. anni 2010 e Sì, 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 dove quando c'è lo stato il Stato, periodo della crisi lo nera. Stato intervenì e ha forzato l'introduzione di questi strumenti. Certo. Però No, anche perché c'è tanta gente che purtroppo può aver fatto scelte sbagliate, magari non volontariamente, diciamo decide di non pagare, magari sono frutto di o magari dei soci che li hanno assolutamente, abbiamo visto anche quello, di casi certo. di soci magari delinquenti o truffatori e quindi loro si son trovati anche loro con debiti, Infatti, Jess, mi eccetera. hai lasciato proprio il fianco. Questa Bravo. procedura il giudice verificherà che il contribuente non ha pagato per ovviamente colpa o colpa grave, deve esserci la buona fede, principio Ah beh, la prima cosa, la buona indissolubile fede. per far sì che il ricorso passi. Giustamente. Giustamente, perché il giudice non è che ti stralcia 100.000 euro se non No, ha la certo, deve prova essere provata che dimostrato. il cittadino ha adempiuto secondo Ci buona sono fede. dei modi per Poi, dimostrare la se buona fede. la fatalità ha voluto che si accanisse su di lui e Però è magari giusto che venga premiato chi esatto. ha la volontà, ne abbiamo visto anche noi uno, di pagare, perché comunque abbiamo visto un padre di figli che purtroppo per N motivi non era riuscito poi a, onorare tutti i suoi debiti, 4 figli, chiaramente sono situazioni sempre anche un po' familiari, no, un po' pesanti, però la volontà c'è e quindi Certo. questa persona, a proposito adesso poi dovremo anche cominciare Scusami forse con la Ceste, ma rottamazione. perché ci deve essere il principio giusto Certo. secondo il quale il condannato che subisce una condanna di La 20 e rieducazione, dici, l'ergastolo articolo possa uscire, 27? perché il nostro sistema prevede una riabilitazione del detenuto e non ci possa essere uno Sì, strumento analogo infatti. in ambito In ambito scusate, uno avrà amministrativo. il diritto di Cioè, rimettersi anzi, nella società lo e trovo lavorare, più no, cioè scusate. qua lo trovo Cioè forse più magari più, come dire, più conveniente in questo caso, almeno sì, questa è sì, una mia ma è opinione. giusto Ceste, ma dico, ma è molto simile come concetto, no, il concetto è riabilitare un soggetto che ha Dare avuto sì, sì, per N motivi, in questo caso sono d'accordo con te, è ovviamente meno gravoso secondo me questo, sì. ovviamente, ma a parte quello, ma in generale riabilitare un soggetto che ha avuto determinate crisi Sì, sì. economiche, sentimentali, perché Magari ha avuto spesso un c'è una periodo della vita dove ha fatto scelte sbagliate, diciamo sempre pianificate, tutte quei discorsi che facciamo, no, sono ogni volta. frequentissime queste cose Sono qua. frequenti Poi i la gente casi. magari non chiamerà e non vorrà mostrare giustamente i propri problemi, ma noi le riceviamo Anche quotidianamente, questo sì, gente che viene da noi e dice: "È successo questo, avvocato", non è, però li vedi che sono persone per bene. Son capitati in assolutamente. un Beh, già che vogliono venire comunque dall'avvocato e risolvere la questione, diciamo che fa pensar bene nella loro volontà, buona fede di, appunto, pagare e mettersi come dire, a posto con coi debiti, con la giustizia. E grazie a questi strumenti infatti vengono premiate poi queste certo, persone. È ma chiaro che bisogna anche lì avere una certa tempestività molto. nell'utilizzarli, non paura di dover affrontare comunque un procedimento, chiaro pagare qualcosa all'avvocato, cioè poi esistono anche le Però rate, anche eccetera. lì sono piani rateali che facciamo, Infatti, perché infatti esistono le giustamente rate che è un dicevo. procedimento che dura dei mesi, in Chiaro questo che ca noi capiamo poi la situazione, ecco. cerchiamo sempre Ecco, questo di caso non è venire veloce, è lungo. incontro. Sì, lì è un po' più Questo lunga, ma però ci ovviamente sta, perché comunque è un procedimento che deve essere è un'altra vagliato cosa alla rispetto alle sotto la cause lente, poi dell'INPS. spesso c'è la banca dietro, c'è l'istituto di credito, C'è quindi anche il blocco dei c'è il blocco conti, dei cioè ci sono una conti, serie magari di c'è la vendita di una casa spesso, ovvero chi chiede questo strumento spesso dà
al tribunale, dal giudice, tra virgolette, in evidenza il fatto che ha una proprietà, e quindi il giudice dovrà autorizzare la vendita di quella per riuscire a pagare quello. La differenza viene stralciata, quindi è un procedimento molto complesso, ma è molto Chiaramente efficace. che deve essere fatto da chi ne è capace, anche in questo caso, non chi ha le prime armi o non ne ha mai fatti, perché l'esperienza anche qui conta, e una pianificazione iniziale, come diciamo sempre, è fondamentale. Ecco, che la può fare appunto attraverso l'avvocato, la potete fare. Anche con l'ausilio, in questo caso, Celeste, che io spesso faccio, 1 minuto e poi mi dice Natalia che chiudiamo, anche con l'ausilio di medici, psicologi, perché quando si prova questo stato, ovviamente dicendo la verità, come sempre, cioè bisogna produrre anche carteggi documentali medici dove si attesta che il problema del soggetto è, sono sotto farmaci, molta gente, quindi signori, non abbiate paura, chiedete aiuto. Però come vedete, se avete da necessità. soli è difficile poi chiaramente risolvere le questioni, oppure magari le risolvete a metà, ma non chiudete totalmente la questione, quindi secondo me è bene anche in questo caso rivolgersi al professionista. Giovedì prossimo abbiamo chi? Giovedì prossimo, allora in realtà abbiamo una puntata appunto diversa da queste. Finora abbiamo battuto molto sui nostri argomenti, ci sarà il il nostro amico nonché professionista notaio dottor Malta, e lo accogliamo volentieri, sì, sempre alle 17 come sempre qui su Radio Libertà. Grazie per averci seguito, io saluto tutti, Grazie, auguro Celeste. una buona serata a tutti. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.